Il cartello sociale di Agrigento, rappresentato da Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, rivolge un caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita ad Agrigento per inaugurare l'anno che vede la consacrata come capitale italiana della cultura. Un saluto che vuole essere un riconoscimento convinto del suo ruolo come garante dell'unità nazionale. Nel sottolineare il valore delle sue recenti parole pronunciate a Militello di Catania, si ribadisce l'importanza di garantire a tutti i comuni d'Italia, indipendentemente dalle loro dimensioni o posizione geografica, condizioni di cittadinanza piena, ciò include servizi e collegamenti adeguati, essenziali per il benessere e lo sviluppo delle comunità locali. L'accoglienza ad Agrigento, continua il cartello sociale, non è accompagnata da richieste specifiche, ma piuttosto da una condivisione degli auspici del Presidente per un Paese più equo e coeso. Questo sottolinea il desiderio di vedere concretizzarsi quelle condizioni che possano rendere ogni angolo del territorio italiano protagonista di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ponendo le basi per una cittadinanza attiva e inclusiva, in particolare per le donne e i giovani. Questo, conclude il cartello sociale, per noi significa onorare il prestigioso titolo affidato alla città, nella certezza che senza cultura non c'è sviluppo e soprattutto non c'è legalità.